Buongiorno, siamo gli avvocati Massimo Tirelli e Ilaria Dal Lago e per la CISL del Veneto, la CISL di Vicenza e la FEMCA CISL di Vicenza abbiamo avuto l'incarico di costituirci parte civile nel procedimento che riguarda gli effetti dell'inquinamento da PFAS nella Valle del Chiampo e soprattutto i 30 comuni tra Vicenza, Verona e Padova che sono stati coinvolti da questo inquinamento. La questione è doppia, riguarda sia le malattie professionali che sarebbero emerse a carico dei lavoratori della Miteni, fabbrica di Trissino ormai tristemente famosa, sia gli effetti che questo inquinamento ha avuto per quanto riguarda la popolazione interessata. Stiamo parlando di una popolazione di circa 300-350 mila persone. Ci sono due filoni interessati da questa vicenda. L'uno riguarda l'inquinamento e il disastro ambientale ed è attualmente in corso il procedimento di fronte alla Corte d'Assise, perché è un reato di particolare gravità, la Corte d'Assise di Vicenza. L'altro invece è ancora in sede di discussione davanti al giudice delle indagini preliminari, al GUP in realtà, per quanto riguarda l'ammissibilità del processo o meno, perché non ci sarebbe ancora una prova provata del rapporto causale tra le malattie professionali e questo inquinamento. La discussione è in corso e vedremo che effetti avrà. Che cos'è questa vicenda che interessa particolarmente il vicentino, il veronese e il padovano, ma in realtà è un inquinamento di proporzioni colossali? È l'emersione di un inquinamento derivante dalla dispersione di perfluoroalchilici nelle acque e nell'aria di tutta questa zona, in particolare per quanto riguarda la falda acquifera, che ha riguardato una zona veramente immensa. Inquinamento che parte da lontano, sembrerebbe dai dati processuali, e cioè parte dalla fondazione di questa fabbrica, che inizialmente si chiamava RIMAR, Ricerche Marzotto, poi diventata Miteni, Mitsubishi Eнимont, che avrebbe sversato parte dei reflui di produzione in un torrente che si chiama Poscola, che poi finiva a sua volta nel torrente Chiampo.